Il sistema sanitario pubblico veneto è il fanalino di coda nella cura delle malattie mentali e ad essere più colpiti sono i giovani, gli immigrati e gli anziani. Che il biennio pandemico avesse prodotto anche un forte incremento delle malattie mentali ed una difficoltà ad affrontarle era facilmente pronosticabile, ma ora a certificarlo con dati certi è un'approfondita ricerca commissionata da CGIL Veneto, FP-CGIL, SPI-CGIL e IRES Veneto per verificare la qualità del sistema sociosanitario della nostra regione nell'ambito della salute mentale ed il rispetto degli standard di riferimento definiti dalla programmazione nazionale e regionale per soddisfare la crescente domanda di cura e riabilitazione dovuta ad una sempre più diffusa condizione di fragilità psicologica. L'esito di questa ricerca è molto chiaro e al tempo stesso desolante, un aumento della domanda di salute mentale che è in piena rotta di collisione con la restrizione invece dell'offerta. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 14 marzo 2023. La prima notizia del giorno riguarda il Veneto che taglia nella salute mentale, sempre meno medici e posti letto. Questo il titolo sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi. Parliamo dello studio realizzato da IRES CGIL. I disturbi tra i ragazzi, tra i più giovani, sono cresciuti del 3% dopo la pandemia. Sonia Todesco, segretaria regionale della funzione pubblica della CGIL, dichiara sicura ormai soltanto chi ha soldi. Il suicidio rappresenta la seconda causa di morte tra i ragazzi tra i 14 e i 24 anni. I quotidiani del gruppo Gedi pubblicano una tabella con tutti gli indicatori di salute mentale che descrive appunto il settore della salute mentale in Veneto, comparandola con i dati nazionali, e allora è chiaro che per molti indicatori il Veneto è molto al di sotto della media nazionale. Ad esempio i posti in strutture psichiatriche residenziali, ma anche il personale del Dipartimento di Salute Mentale e questo forse è l'indicatore più significativo di tutti, la spesa pro capite territoriale ed ospedaliera per l'assistenza psichiatrica, cioè il Veneto investe molto meno della media nazionale in salute mentale. La notizia anche sul Corriere del Veneto di oggi, in un articolo di Martina Zambon: poche risorse, meno servizi. Sulla salute mentale il Veneto fa passi indietro. La denuncia della CGIL: sono stati tagliati anche posti letto in psichiatria. 2,2% è la percentuale di spesa in salute mentale in Veneto. Una percentuale che si calcola sul totale della spesa sanitaria, una percentuale che dovrebbe superare il 5% secondo gli obiettivi della programmazione nazionale ma anche regionale. In Italia, in ogni caso, dove a livello nazionale la situazione non è comunque ottimale, ma la percentuale di spesa in salute mentale raggiunge almeno il 3%, quindi il Veneto peggio del resto d'Italia. 49,9 euro la spesa pro capite nel Veneto per la salute mentale. In Italia, pensate, la media supera i 67,50 euro. Risponde l'assessora alla salute, al sociale, Manuela Lanzarin, alla CGIL, dice: non siamo fanalino di coda, negli ospedali ci sono solo stati degli accorpamenti. Ma vediamo anche il Gazzettino: il sistema sanitario veneto in coda nella cura dei disagi psichiatrici. L'articolo qui è firmato da Paolo Guidone. Il biennio della pandemia ha prodotto un forte aumento delle malattie legate alla salute mentale. Le risorse destinate sono pari a 43 euro pro capite, quota più bassa in Italia, al pari della regione Campania. Quindi insomma i dati sono chiari sicuramente in quanto a investimenti in salute mentale. Senz'altro il Veneto
è all'ultimo posto della classifica insieme alla Campania. E noi adesso voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Parliamo dell'epidemia da coronavirus. C'è una notizia sui quotidiani del gruppo Gedi, in un articolo di Laura Berlinghieri si parla della famosa seconda ondata Covid, quella durante la quale il Veneto è rimasto a lungo in zona gialla. Poi ricorderete la zona gialla plus inventata dal presidente della regione Luca Zaia, che in ogni caso non ha voluto poi adottare ulteriori restrizioni. Ma vediamo la notizia, il titolo sui quotidiani del gruppo Gedi: 3.200 morti sarebbero stati evitabili, il dazio del Veneto rimasto in zona gialla nella seconda ondata. Ebbene, se il Veneto, come la Lombardia, durante la seconda ondata del Covid avesse istituito la zona rossa, avrebbe risparmiato 3.200 vittime. Lo mette nero su bianco nel suo articolo Laura Berlinghieri, che scrive: è un bilancio pesantissimo quello scontato dalla nostra regione nel periodo più pesante della pandemia. Enrico Rettore, docente di econometria all'Università di Padova, lo ha quantificato in 3.200 vittime che si sarebbero potute risparmiare tra dicembre 2020 e gennaio 2021. Lo studio del professore padovano, pubblicato su neodemos.info, si colloca proprio nel pieno dell'inchiesta per la gestione dell'emergenza a Bergamo, ma quell'inchiesta è relativa al periodo iniziale della pandemia, spiega il professore. Il mio studio si riferisce alla seconda ondata, quando il governo italiano aveva già deciso l'istituzione delle zone a colori e quando già erano a disposizione mezzi e conoscenze, precisa appunto Rettore. Come dire che se durante la prima fase tentennamenti ed errori possono eventualmente spiegarsi con l'impatto devastante nella sua potenza e repentinità del Covid, per quello che è accaduto nella seconda ondata invece non esistono attenuanti. L'articolo poi prosegue, ma insomma abbiamo capito il succo, il cuore di questo studio condotto da Enrico Rettore, professore dell'Università di Padova. 3.200 morti che nella seconda ondata sarebbero stati evitabili in Veneto, se solo il Veneto fosse diventato zona rossa, se avesse attivato delle restrizioni aggiuntive rispetto alla zona gialla. Voltiamo pagina, la politica regionale, il caso delle molestie in Regione Veneto. Oggi il Consiglio regionale si esprimerà in una seduta a porte chiuse e con un voto segreto darà il suo verdetto su Gio Formaggio. La notizia sul Corriere del Veneto: molestie in consiglio, oggi il voto segreto al Ferrofini. Il clima è teso, tesissimo. Oggi il Consiglio regionale vivrà la sua seduta più nervosa e più segreta. Alle 10.30 infatti il Parlamentino Veneto si riunirà a porte chiuse e tende abbassate per votare la censura, con 5 giorni di sospensione dalle attività d'aula e di commissione. Questo la sanzione massima prevista dal regolamento del Consiglio regionale per il consigliere di Fratelli d'Italia Gio Formaggio, al centro del caso di molestie ai danni della collega della Lega Milena Cecchetto. Pare che, in modo comprensibile, scrive sempre il Corriere del Veneto, non ci sarà nessuno dei due, parleranno solo i capigruppo e per non più di 5 minuti ciascuno. Del voto non sarà reso pubblico nulla se non l'esito e i nomi dei presenti. Sarà caccia alle assenze tattiche. Questo sul Corriere del Veneto, ma la notizia è anche sui quotidiani del gruppo Gedi. Oggi la seduta blindatissima per la censura a Formaggio, questo è il titolo, e il Gazzettino che dedica alla questione 3/4 di pagina un articolo di Alda Vanzan: molestie in Regione Veneto, censura a Gio Formaggio, Cecchetto non sarà in aula. La consigliera vicentina della Lega ha preso contatti con uno studio legale. Leggiamo, e dall'altra parte Fratelli d'Italia voterà a favore della sospensione, ma il coordinatore regionale De Carlo annuncia: Gio Formaggio resterà nel nostro gruppo.
La seduta appunto di oggi del Consiglio regionale, per la parte che riguarda il caso Gio Formaggio, sarà in modalità segreta, gli interventi non saranno trascritti, agli atti rimarrà soltanto la relazione del Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. E restando sempre in tema di politica regionale e nazionale, ma parlando di temi e questioni un po' meno pesanti, abbiamo una notizia che riguarda il Partito Democratico. Dopo il congresso saranno 10 i veneti nella direzione nazionale. Tra questi c'è anche Crisanti, al vertice comunque molti giovani, restano fuori nomi storici del partito come Puppato, Ferrazzi e Demenec. Il Corriere del Veneto e anche il Gazzettino pubblicano appunto la lista dei nomi. Tra questi abbiamo il segretario regionale Andrea Martella, il senatore Andrea Crisanti appunto, il deputato Alessandro Zan, la consigliera regionale Vanessa Camani, la consigliera comunale di Venezia Monica Sambo, la presidente del consiglio comunale di Rovigo Nadia Romeo, l'assessore di Verona Federico Benini. Ma questi per quanto riguarda la componente che ha sostenuto l'attuale segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Ci sono anche 3 veneti che al congresso sostenevano Stefano Bonaccini, il capogruppo in consiglio regionale Giacomo Possamai, la veronese Alessia Rotta e il padovano Massimo Bettin. Questo per quanto riguarda la politica nazionale e i suoi riflessi in Veneto. L'ultima notizia di oggi riguarda l'acqua. Ieri ce ne siamo occupati in modo approfondito nella puntata di Sveglia Veneto, che vi invito eventualmente a recuperare. Si parlava di una ordinanza annunciata dal presidente della regione Zaia per razionare l'uso dell'acqua sul modello delle ordinanze che sono state emanate la scorsa estate. Ebbene, oggi sui quotidiani del gruppo Gedi una notizia sempre in tema di cambiamento climatico. I gestori delle acque, degli acquedotti in Veneto dichiarano: nessuno toccherà l'acqua del rubinetto. La posizione è condivisa tra i gestori del Veneto. I razionamenti riguarderanno soltanto i comparti agricolo e industriale. Questo per quanto riguarda appunto gli aspetti più tecnici, ma anche naturalmente con le ovvie ricadute sulla vita di tutti i giorni. Per quanto riguarda i riflessi più politici della vicenda, si segnala un intervento dell'opposizione in consiglio regionale che attacca il presidente Zaia. Dice: caro Zaia, non è con le ordinanze che si risolve il problema della siccità, è dal 2015 almeno che la questione è nota. E l'opposizione, con il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni, chiede conto a Zaia dei ritardi in questi 8 anni. Il presidente poteva benissimo intervenire invece che dispensare soluzioni alla disperata. Queste le parole di Zanoni. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.